Allora, vicepresidente, per quanto riguarda quella stessa domanda che avevo fatto un po' anche al presidente della CIA, che cosa ne può dire al riguardo? Allacciandoci anche quindi a una cultura, la conoscenza, l'etichettatura e la tutela del Made in Italy, possiamo dirlo, definirlo anche in agricoltura, perché Assolutamente c'è sì. comunque nell'elaborazione del prodotto. Partiamo dal settore caseario, dove abbiamo visto di tutto e di più, fino ad arrivare a tante altre situazioni. Sì, risale a pochissimo tempo fa, visto che si nomina il settore caseario, una importante manifestazione del nostro territorio della provincia di Padova, che ha contato 504 prodotti caseari del nostro territorio, della nostra regione. Quindi che è stata Caseus. È stato Caseus a Piazzola sul Brenta. Quindi, 504, uno non si immagina neanche, sono 504 varietà di formaggi prodotti nella nostra regione, quindi una varietà assolutamente... È un patrimonio inestimabile, ma sia un patrimonio materiale, ma anche un patrimonio immateriale di cultura, di tradizione, di storia, di produzione del prodotto caseario, che fa del nostro territorio un territorio oltre che vocato, ma anche eccellente per questa produzione. E come si diceva prima, la cosa che più incoraggia a perseverare, a voler proteggere e valorizzare i nostri prodotti, è che il consumatore è un consumatore sempre più attento, è un consumatore sempre più raffinato, è un consumatore che vuole sapere e conoscere da dove arrivano i prodotti, come vengono prodotti e come vengono lavorati. Infatti anche per noi è una delle regole fondamentali quelle di accorciare la distanza tra il produttore e il consumatore, proprio per che il consumatore diventi un consumatore consapevole di quello che mangia e che abbia la possibilità di scegliere ciò che vuole mangiare e come lo vuole mangiare. Perché c'è stato un passaggio, perché eravamo prima fuori onda, importante, culturale, ormai assimilato da molti, lo stretto legame tra quel che mangi e la tua salute. E quindi viene da sé che cerchi il prodotto del territorio fatto in un certo modo. Un attimo solo che voglio leggere il messaggio. Buongiorno Elena, vorrei dire ai suoi ospiti che il prodotto vino ha fatto passi da gigante all'estero, soprattutto perché i nostri grandi enologi sono stati strapagati per fare consulenza alle aziende estere, vedi Argentina, Messico e California. Beh, comunque boom del vino, questo assolutamente sì, ci sono dei numeri che dopo vi riporterò, perché io vedo ad esempio che il Veneto è la prima regione per la produzione di vino, questo è estremamente importante, però i vitigni, abbiamo delle eccellenze di export del Prosecco e a proposito di estero, la Corea del Sud, questi sono dati che mi ha dato il CIA Veneto e CIA Padova, ha registrato un più 247% in volume nel periodo 2019-2022 di import. Quindi stiamo parlando di numeri 247, la Bulgaria più 202, la Lettonia più 216, la Romania più 139%, la Lituania più 150%. Quindi sono numeri veramente importantissimi questi. Vicepresidente, volevo chiederle un'altra cosa, siccome lei è della zona appunto della produzione lattiero-casearia, quindi c'è addentro, l'ha seguita da molto tempo, quello è un ambito dell'allevamento molto interessante, anche qui leggo dei dati di Veneto Agricoltura, dice l'Alta Padovana ai primi posti nella speciale graduatoria per quanto riguarda le produzioni e gli allevamenti, dove c'è Carmignano di Brenta 24.998 capi, il 19,21% del totale, Campodoro 20.892, 16%, Massanzago 12.800, Trebaseleghe 6.900, Gazzo 5.009 e sono comuni vocati a questa cosa qui. Questo implica non solo un patrimonio che deve essere custodito, ma anche una produzione che va controllata. A fronte di questo abbiamo un export soddisfacente come per il discorso del vino, per quel che vi risulta, anche lei dopo potete in qualche modo coadiuvarvi. Innanzitutto mi piace raccontarvi e specificare che stiamo parlando di allevamenti 4.0,
allevamenti assolutamente Ecco, unici. che magari non li conosciamo noi, perché vediamo soltanto questi, Esatto. questi capannoni, diciamo, però in realtà sono capannoni che esternamente, insomma, per chi passa nelle vicinanze possono sembrare alloggi per le bestie, ma all'interno esistono strutture veramente all'avanguardia, ormai la maggior parte quasi completamente meccanizzate, in cui anche la pulizia del letto delle vacche piuttosto che l'allattamento è tutto meccanizzato ed è tutto automatico. Quindi controlli sanitari, igiene degli alimenti. Controlli continui anche nella quantità di cibo che viene dato alle bestie in un giorno, la quantità di acqua, alle quantità di latte che producono. In realtà, a proposito, mi piace dirlo soprattutto ai padovani, apro una parentesi perché è una cosa che non si sa molto, che qui in città a Padova, e precisamente a Brusegana, c'è l'Istituto Tecnico Agrario della provincia di Padova, che è il Duca degli Abruzzi, che è una scuola fantastica che forma studenti in campo agricolo e che poi a sua volta si divide in due rami, c'è il ramo appunto d'azienda agricola e c'è anche quello poi delle coltivazioni, che è il San Benedetto da Norcia. E da pochi mesi all'interno di questa, intanto all'interno di questa scuola c'è una stalla con circa 100 capi a Brusegana, 100 capi che producono latte, che producono formaggio, all'interno del quale c'è anche la sezione di produzione del formaggio, quindi in quella scuola c'è lo spaccio dove i padovani possono acquistare il formaggio prodotto a Brusegana. E la provincia di Padova ha recentemente acquistato una sala mungitura proprio per formare gli allievi che quando escono da questa scuola il più delle volte vanno a lavorare in strutture che sono già all'avanguardia, sono strutture meccanizzate, sono strutture ormai dove la mungitura è tutta fatta meccanicamente, per cui abbiamo fatto questo importantissimo investimento in cui è molto bello, quella cosa è molto interessante. È molto interessante. A bomba, Presidente. Allora, da un lato ha parlato di formazione dei ragazzi, manodopera, di cui anche voi avete bisogno, perché indubbiamente, dopo non so se lei abbia frequentato o conosciuto questa scuola che esiste, Istituto d'Agraria, e poi il discorso del lattiero caseario, quanto è importante, come sta andando, perché c'erano delle difficoltà riscontrate per le situazioni climatiche un po' difficili e soprattutto perché il prezzo del latte era stato acquistato un po' al ribasso e quindi ne risentivate come agricoltori. Allora, cerco di rispondere in ordine ai due quesiti. Allora, il San Benedetto da Norcia, il Duca degli Abruzzi, così come il Kennedy a Monselice, così come a Piove di Sacco, adesso mi sfugge il nome, sono scuole agrarie che formano i futuri imprenditori agricoli del nostro territorio. Lo fanno con professori d'eccellenza estremamente dediti al proprio lavoro e lo fanno con strutture importanti come quella del San Benedetto da Norcia, che ha anche una storia estremamente affascinante. 150 anni di storia. 150 anni di storia, caspita. Per cui è estremamente affascinante. Sapete tutto. Come struttura. Nell'ultimo periodo sono stati fatti investimenti appunto che mirano all'orizzonte, che sicuramente sarà quello ovviamente dell'introduzione di macchinari che garantiscono la salute degli animali e la produzione. Io ho avuto anche l'occasione di vederne uno tra i nostri soci in funzione ed è qualcosa veramente che lascia stupiti rispetto alla possibilità di intervenire su problematiche della mucca, perché immaginate che il latte viene analizzato nel momento stesso della mungitura, non viene toccato da nessun operatore e viene immediatamente inserito in contenitori, in serbatoi che sono puliti anche quelli meccanicamente, per cui non c'è più la possibilità neanche di quella contaminazione di batteri che normalmente succede manipolando con le mani qualunque cibo, per cui parliamo appunto di esperienze estremamente interessanti con l'introduzione dei macchinari, dell'utilità di avere le nuove tecnologie nelle aziende agricole. Scontiamo d'altro lato la difficoltà per le nostre aziende, che sono comunque aziende di piccole dimensioni, di poter arrivare agli investimenti per avere macchinari di questo tipo. Ecco, su questa tematica bisogna stare molto attenti, perché il nostro territorio è un territorio parcellizzato,
per cui le aziende agricole sono di piccole e medie dimensioni, e quindi bisogna trovare la maniera di garantire un futuro a tutte queste aziende agricole, perché adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, però il modello di sviluppo degli ultimi 20-30 anni del nostro territorio è stato fatto attraverso la composizione di diverse aziende artigianali, industriali e quindi di servizi correlati a queste, e quindi il fondo agricolo è stato parcellizzato. La ricomposizione fondiaria, ovvero l'aggregazione del fondo agricolo, non ci permetterebbe di fare una scommessa in termini di economia di scala. Quindi le nostre aziende agricole di piccole dimensioni, non perché piccolo è bello, ma dobbiamo trovare tutti quanti assieme il modo per mantenerle sul territorio, perché la perdita dell'azienda agricola, come accennavo prima, è una perdita che riguarda tutti quanti. Allora, su questa tematica, che non è di semplice soluzione, però nella quale la politica gioca un ruolo importantissimo, va fatto un ragionamento serio che riguarda le specificità e le diversità che riguardano anche l'Italia, perché prima accennavamo alle diversità in piano europeo, ma non dimentichiamoci che anche il nostro territorio nazionale è estremamente diverso a seconda della regione, della zona nella quale ti muovi, e quindi le aziende agricole che sono nel territorio hanno necessità e orizzonti produttivi diversi. Per passare alla parte invece della produzione di latte, estremamente veloce, il latte e la trasformazione del latte sconta una difficoltà superiore, così come altre produzioni, che è quello della catena del freddo e del mantenimento, come dire, delle condizioni per il trasporto, che altri tipi di produzione non scontano. È chiaro che l'orizzonte internazionale, cioè la possibilità di accedere al mercato globale, è un'opportunità che si basa ovviamente anche sul fatto che non ci siano guerre. Adesso non vorrei saltare il palo in frasca, però ovviamente che non ci siano elementi di tensione internazionale, quindi molta attenzione, perché anche quei settori che sono più improntati all'esportazione rischiano sempre, in una situazione di difficoltà internazionale, anche di avere ripercussioni importanti, sulle quali bisogna avere la lungimiranza, e di nuovo ritorno all'elemento politico, di prevedere situazioni di difficoltà e quindi di avere già gli strumenti che permettano poi il mantenimento delle aziende agricole sul territorio. Faccio un esempio: un investimento per la meccanizzazione del latte, che parlavamo prima, è un investimento importante, di centinaia di migliaia di euro, per il quale l'azienda agricola deve rivolgersi a una banca, per cui deve accedere a un mutuo, perché sennò non ci sarebbe la possibilità per andare, però viene fatta in prospettiva. È chiaro che nel momento in cui quell'azienda agricola si dovesse trovare in sofferenza per dinamiche di prezzi che non può controllare, diminuzione del prezzo del latte ai produttori, quell'azienda là ai produttori, perché il consumatore arriva sempre lo stesso. Per cui il tema della filiera è importantissimo. Quell'azienda là andrebbe in sofferenza, e su questo noi dobbiamo stare molto attenti. Parliamo del latte, ma possiamo parlare di tutto il resto, perché con i cambiamenti e le emergenze climatiche in corso che abbiamo, prevedere gli elementi, come dire, di difficoltà dovuti a fenomeni estremi climatici, che siano questi di siccità piuttosto che di danni alle strutture, è un altro tema che dobbiamo porci all'ordine del giorno, sempre nella lungimiranza di comprendere, capire e essere, come dire, fermi sul punto che il settore primario è un settore necessario a tutta la collettività. Assolutamente. Dobbiamo interrompere un attimo, perché qua volevo collegarmi, siccome il problema della filiera ne abbiamo parlato tante volte, ma resta un nodo cruciale ed è anche politico. Cosa ne pensa lei, anche Vicepresidente, a questo riguardo? Perché poi le conseguenze ne pagano tanto i produttori, che si vedono i prezzi cambiare da un momento all'altro sempre in peggio, quanto i consumatori, sempre cifre molto alte, e non ci si trova da questo punto di vista. Andiamo in pubblicità, restate sul canale 19, restate sempre con noi, l'argomento è interessante, poi se volete partecipare scriveteci, anche WhatsApp tra poco.